confusione. Ho visto Piatek mettere dentro ben 2 palloni e di limoni, ce li mangiamo noi e siamo fuori da questa Coppa Italia. E vola vola chissà, e questo Milan se ne va, chissà dove andrà, forse in semifinale non ci andremo perché l'attacco non c'è, normale perché buonasera ragazzi, allo amigos, non mi voglio aspettare, sto incazzato, deluso, amareggiato. Piatek 2, Napoli 0. Mi avete sentito bene? Piatek che batte Napoli per 2-0 alla sfida di San Siro, quarti di finale di Coppa Italia. Obiettivo dichiarato della società era un obiettivo ufficiale, visto che in campionato o secondo, quarto posto ormai stiamo là. Europa League sta in stand by per ora. Obiettivo dichiarato era andare avanti in Coppa Italia. E questa è la terza, come posso dire, uscita fuori, terzo fallimento stagionale, perché dopo la Champions e il campionato arriva anche la Coppa Italia. C'è rimasta l'Europa League, premio di consolazione, anche se è una Coppa Europea. Vediamo un po' cosa faremo. Hola amigos, penso che già vi ho salutato a tutti. Niente, mi avete sentito bene? Per me stasera abbiamo giocato contro Piatek, perché non si è visto una partita di calcio di 2 squadre, non si è visto un campo di gioco, si è visto solo la 3/4 del Milan e il pullman rosso-nero davanti alla porta, e con 2 lanci lunghi Piatek l'ha piazzata dentro, bravissimo. Bravissimo. Infatti dopo è uscito e questi lanci non andavano a buon fine, perché ha giocato solo Piatek. Un Milan non ha fatto nulla, si è chiuso giustamente sul 2-0, si è chiuso, ma anche sullo 0-0 stava chiuso, perché già so anni che il Milan gioca contro di noi così, si chiudono furbamente perché sanno della forza del gioco inferiore, lo dobbiamo dire questo, ma furbamente sono chiusi sul 2-0 e poi non hanno fatto niente. Abbiamo fatto un possesso palla, passa a te, passa a me, abbiamo fatto un cazzo, non abbiamo fatto niente, passaggi sbagliati, crossi sbagliati, pallonato in gol a Donnarumma come sempre che gioco il ballo Macarena, non si muove a rustare Donnarumma, sta là, fa solo spettacolo lì, colpo di reni, è così, centrale, solo spettacolo, ma alla fine non l'abbiamo messo in difficoltà a Donnarumma, niente, neanche quel tiro di Onas non era pericoloso, è stato bravo lui a fare colpo di reni, a farla sembrare chissà che occasione. Vabbè ragazzi, che dire di questa partita? Ho detto tutto. Napoli padronissimo del possesso palla e del gioco, tra virgolette, perché passa a me, passa a te, cross e mezzo andava fuori, passa a me, passa a te, passaggio sbagliato, passa a me, passa a te, tiro centrale o fuori dallo specchio della porta. Milan inesistente, un applauso a Piatek, ma se solo sento, vedo qualcuno, youtuber o un milanista che dice, o un interista, romanista o un napoletano frustrato stasera che dice che il Milan ci ha surclassato nel gioco, mi incazzo, perché non ha fatto un cazzo, come noi non abbiamo fatto un cazzo. Sono stati bravi a fare 3 occasioni da gol, 2 l'hanno messe dentro, solo questo. Poi non c'è stata partita, non c'è stata più partita, solo un possesso palla sterile del Napoli.
solo questo c'è stato, niente, nessun gioco. Milan proprio se ne ha pazzato, non l'ha visto nemmeno pallone stasera Milan, l'ha visto solo 3 volte e 2 volte ce l'ha messo dentro. Ma hanno fatto la partita che dovevano fare. Ripeto, sono anni che il Milan gioca così, si chiude in difesa e parte in contropiede e ce lo mette a quel servizio. Sono anni ormai, non è che stiamo parlando del glorioso Milan, con tutto il rispetto del Milan stasera, che ha giocato comunque bene, se vogliamo, perché quello che doveva fare l'ha fatto, doveva chiudersi e ripartire in contropiede, l'ha fatto. 3 occasioni, ne ha messe 2 dentro, quindi percentuale altissima di approfittamento. Noi cosa abbiamo fatto? Possesso palla sterile, non ho visto pericolosità, qualcosina, ma erano passaggi sbagliati alla fine o per dire erano tiri centrali. Poi Donnarumma è altissimo, è abile, quindi tutti i palloni lì alti, le palle alte che destinate magari sulle teste dei napoletani le prendeva lui, soprattutto i calci d'angolo. Quindi ragazzi, deluso no, perché sinceramente si sapeva che ci usciva una partita così, e deluso dal risultato, perché non riusciamo più a segnare, non si segna più, si crea tanto ma si concretizza poco. Stasera si è creato pure poco, se vogliamo, si è concretizzata ancora meno. Vabbè, comunque domani ci saranno altre partite di Coppa Italia, non vi dico per chi tiferò per questa Coppa Italia tra le squadre che sono rimaste, non lo annuncio per ora, non lo annuncio, e noi ci dedicheremo, non lo so, come fai? Il campionato ormai è finito, cioè, campionato, a parte se era già deciso dall'inizio, ma neanche la così dice l'Inter a 2-3 punti, niente, è proprio il campionato morto, il campionato italiano morto. La Juve ormai sta là, Napoli sta qua, l'Inter sta qua e le altre non le vedo più, 20-30 punti. Vabbè ragazzi, che vi devo dire? Dedicatevi a un altro sport, come mi ci dedicherò io magari, per avere più emozioni, perché le emozioni sono finite quest'anno, almeno per noi napoletani sono rimasti solo l'Europa League, voglio vedere proprio che facciamo l'Europa League. Vabbè. I milanisti vanno avanti, hanno più stimoli di noi, Milano c'ha più stimoli di noi, perché oltre ad avere la Coppa Italia, in campionato stanno lottando per la Champions League, e l'Europa League, non mi ricordo se Milan sta dall'Europa League, neanche mi ricordo. Vabbè, comunque ragazzi, peggiore in campo parecchi, quindi non faccio nomi, per me peggiore in campo parecchi, migliore Onas Fondentrada ha dato una svolta un po' più positiva. Koulibaly e Maximovic si sono ripresi un po' nel secondo tempo, ma primo tempo proprio insufficiente, assolutamente i due centrali assolutamente colpevoli sui i due gol, soprattutto Koulibaly. Vabbè, Onas e forse qualcosina Insigne, perché Insigne per me è l'unico che un po' ci mette l'anima e un po' ci mette, come posso dire, pericolosità, a me fa i tiri, fa storti, fa sbagliare, però è l'unico che a me si fa sentire, che prende il pallone e dice devo cercare di fare qualcosa, gli altri no. Diawara era inguardabile stasera. Quanto guadagna Diawara? Quanto guadagna? Posso giocare pure io, posso Diawara, ci posso giocare anche io, passa a me e passa a te, passa a me e passa a te, e poi si fa la camminata in mezzo campo così, si guarda la uccella, che si fa Diawara?
Alan stasera si è viste proprio, zero Alan, sta pensando ancora a Parigi, sta pensando ai soldi di Parigi che avesse. E Fabian Luiz qualcosina ha fatto, però sinceramente non lo riconosco nelle ultime partite. Fabian Ruiz molto falloso, nervoso, Milik qualcosina su qualche poca azione, opportunità che ha avuto, ma non gli arrivano palloni. Gulam ha fatto 200 passaggi, 200 cross stasera, ma non ingarrava uno, non lo so. Stessa cosa anche Malquit dall'altro lato. E chi mi sto dimenticando? Non lo so. Mi sto dimenticando. Zelishki inesistente pure. Poi Mertens, Gaglione sono entrati dopo. Ripeto, per me ho un asse migliore. Poi vabbè, c'è stato Meret, non è colpevole penso sui 2 gol. Là è stata una bravura dell'avversario. Applauso a Piantek, 35 milioni spesi bene, benissimo, molto meglio di Higuain secondo me, almeno nel Milan. Poi può essere che Higuain nel Chelsea vince il pallone d'oro. Vabbè ragazzi, penso di aver detto un po' tutto quello che mi cervellava nella mente, ma sto un po' così, penso anche voi, no? Cioè, ma non per la Coppa Italia, no? Per la prestazione, per proprio gli obiettivi stagionali. Cioè, noi siamo così, immaginatevi i giocatori come scendono in campo, senza genio, chi già guadagnano in fior di milioni, poi scendono in campo, che non ci sta neanche più a fare, niente, insomma, vabbè, comunque. Sempre Forza Napoli, al di là del risultato, lo voglio bene, fate i bravi, lasciate un like col vostro naso, potete usare anche qualche altra parte del corpo, non voglio pronunciarmi, e iscrivetevi al canale, iscrivetevi a sto cazzo di canale, almeno vedete un po' di sofferenza, pur stando lontano da Napoli. Stanno calando le tenebre qui, Curiciba, tramonto ormai alle porte, anzi fuori la porta, se ne chiude già. Ragazzi, sempre Forza Napoli, bacino a tutti, vi voglio bene, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Vabbè, settimana prossima sarò a Napoli, quindi penso che questo è il penultimo video che farò qui in Brasile per le prossime settimane. Un abbraccio a tutti, Forza Napoli, non c'è cirisciù, non ce ne fotta, non c'è cirisciù.